Buonasera a tutti e ben trovati. In punta di piedi e in silenzio ci ritroviamo nella bellissima chiesa di San Nicola a Ottana. Don Sebastiano, grazie già per questa apertura. Insieme vivremo in diretta su Sardegna Live i momenti della Settimana Santa e quindi il Venerdì Santo. È importante perché tutte le nostre comunità, non solo quella di Ottana, ma qui siamo a Ottana dove siamo in una chiesa del 1000, questa tradizione di siscravamento risale a tanti secoli ed è fondamentale perché la nostra comunità si ritrova insieme, prega, si commuove di fronte al Signore e risalda il suo rapporto anche fra i suoi membri. Della chiesa di San Nicola possiamo dire qualcosa? Beh, San Nicola è una delle cattedrali romaniche della Sardegna, una delle chiese più belle, non a caso, non perché noi siamo qui a Ottana, San Nicola però è la chiesa che è presente in tutti i libri di architettura romanica. Non a caso c'è sempre San Nicola, quindi il modulo di San Nicola dal punto di vista architettonico è perfetto. E fu sede vescovile per oltre 5 secoli, con 28 vescovi, poi fu Giulio II, grande papa, che non mai soppresse la sede ottanese, bensì la traslò ad Alghero. Ovviamente un grazie anche all'Associazione Arte e Sonos e al Comune di Ottana. Io approfitto e vorrei approfittare di lei per fare gli auguri di buona Pasqua a tutte le persone che ci stanno guardando. Beh, chiaramente noi non siamo, pensiamo solo a noi stessi. Gli auguri di buona Pasqua a tutti coloro che sono qui presenti, alle nostre comunità, a quelli che sono fuori dalla Sardegna e a chi vi segue in Sardegna Live. Grazie mille, rimanete con noi perché sarà ancora questo un momento da vivere insieme. A chiusura e prolungamento della funzione liturgica che abbiamo appena celebrato, si inserisce, come è nostra tradizione, la sacra rappresentazione della deposizione di Gesù, siscravamento. E allora è bene che noi partecipiamo anche a questo momento, come abbiamo fatto prima, con fede, con sentimento di preghiera e soprattutto con quella memoria che rivolgiamo al Signore in questo venerdì di Passione. Credo chi de urda es uniente, appa formado che lu terra e mare. Manu poderosa, onnipotente, prur de gusu podia. In su gelu
la terra. In su mare a gracias scritto, posti scritto t'ha fatto forma su paradiso delizioso, adornato e bellissima uno punto de terra pruinoso, impasta cus hermanos formada da mu pro eser dizoso, pro gozare delicias et dromida muete urda esudoso, pro formare valir logado. Eva superba e prusu invidiosa, manco de la pozida mandiga de noi sta desizosa, casus a poregheria Adamu vague s'appropria cosa, mastiga de non pode in su valire mancan in su zelo, intenden una voghe da Gesù. Sa voghe nada dammu in uvesese, subito es innocenzia causa desa femmina lo crede, si lo merito permitti si vieno darda e con capedes, curruzande si vincunduna desabrigonza ganiana intro e pare, ambos kirkian logu esigo
Sos cherubinos sono ancora in ie, cum sos profetar Asa vines mundus anabie, confessan de onzi vana. Su mundo est in peccau da esadie, la permitiu Deus su Nandeghi una Maria devia nascer, dai anna in sa tribù Deus abidu tempus urventurau, ustis qui Adamu accumissus dies un mundo ostinau et duru, manda profetas prenorde miraculos aguian a oscuro, tot in figura de sus Asorbaranta seculos si averte, quien nascida María y In questo momento sono alla porta i giudei che vogliono entrare. Hanno sentito le parole del canto e la loro invocazione e adesso bussano. Entrate, fedeli discepoli del Signore, entrate in mezzo a noi. In questa santa notte vi vogliamo qui con noi, perché avete saputo rimediare alle nostre infedeltà e alla nostra indifferenza. Voi rappresentate la nostra parte migliore. Giuseppe Arimateas est unido con Nicodemo ambos discipular fideles can servidu accoltor da e certar Cando su mastro in rughe morto a medu andam pienor de gum
fatto a pedire su permesso de chi scravare a Gesù. E ora, fedeli discepoli, venite avanti. E ora fermatevi e inginocchiatevi e pregate. E ora, cari discepoli, alzatevi e avvicinatevi alla Madre di Dio, l'addolorata. Avvicinatevi alla Madre dei dolori. Ora che siete giunti, fate una riverenza e venerate la Madre di Gesù, Maria, Donna dei dolori. Giuseppe Nicodemus con piedade umile si presentano a Maria. Simbrenucan con grande umilidade vidindela in un mare. L'ernara custu goro distacade ramadu bizu meusani impresa a usare esas E ora, cari discepoli, alzatevi. Venite avanti, incamminatevi verso il luogo della vergogna, dello scandalo. Andate verso il Sacro Monte, dove sta la croce di Gesù. E ora fermatevi davanti alla croce. Ora che siete giunti, inginocchiatevi e venerate il Signore. E ora, cari e fedeli discepoli, alzatevi e posate quelle scale sul trono dove il Cristo siede ammantato di morte, nuda vittima innocente, sacrificata a causa dell'umana iniquità. Arrivati a quell'albero, germogliato sul tronco di Jesse, dove la divinità è negata, nel supremo gesto di farsi in tutto simile a noi. Giuseppe e Nicodemo, salite quelle scale. Voi che siete rimasti fedeli al Signore, puntate le vostre scale sul trono di Gesù. Salite verso l'eccelso. Cristo innanzi a noi, con il suo sguardo imotto, a confermare il suo riscatto. Codor famosos cavalleri alzan in coda ripida. Fata
Ora baciate la corona delle spine e presentatela a tutti noi. E ora andate, cari discepoli, e offrite questa corona ingemata del sangue di Gesù. Offritela all'afflitta madre. Lei vi attende con la sua misericordia e il suo amore. E ora che siete giunti, fate la genuflessione. E ora, cari discepoli, alzatevi e incoronatela. Rendete a lei l'onore della morte del suo figlio. E ora inginocchiatevi di nuovo. E ora alzatevi e ritornate presso il patibolo di Gesù. Ritornate con la vostra carità, il vostro amore, con la vostra fede forte per ricevere gli strumenti della sofferenza e liberare il suo corpo martoriato. E ora consegnate a Giuseppe e a Nicodemo i martelli e le tenaglie per schiodare le sacre membra del Signore. O Gesù avesa corpor liseri, si intende picchiare in amba. Giuseppe cum devota piedade, pones la mano destra in sorde que preceptos, amos a los poderes. Manu gigum mirabiles effectos, arfata predu in sabba. Manu guide llamar esos electos eternamente al orfager. Manu poderosa finalmente, quito tu affatto da Nicodemo dolente
chi scrava che gusa manca grande. Da un barbaro crau velenoso circa gimbora sin rughero. Saglia su baraliti qua fannoso la da zuda uennandeli o manu ghiasa solo tu dominio de dare a sordannato Oh, mano poderosa e soberana, membro de su divino non permitas che anima mundana bande da cudulo Promore gusi splendida vuntana de gusu crau sufrido Peccatore no andese a patire su di casa si ferro Giuseppe diligente visi e sese mira sor membros chi no han in libertà de poneli sospede sos caler da un crau Cudos que a sa presencia de Mosè paradiso vaguian Eo es un ubertor da un crau in un monte lo Giuseppe gusto suos instrumentos cum arse tuta nazado lue non pasado la noi sta momento li tira
ira kudu krawa manule tremulan totar batoro elementos terra bavugue arias Rendegidon zivena esta sutada intantindon ziverta Giuseppe e Nicodemo, scendete ora dunque il Signore, il Cristo lungo il sacro legno. Prendetelo con delicatezza, prendete quel corpo vilipeso, offeso e martoriato, ma benedetto. Deponetelo per tutti noi e presentate a noi il morto Signore. Falanda esaruge un sospiro, cudu corpur divino è sacro santo. Lubi en fracassado da esos tiros, non pode ne resistere su resultados ramiro esos ramiro martire de esos martires hispano eludana sa mamma beneita sagale impeder deruge afflitta. Ora che il Cristo è deposto, ascoltiamo l'inno alla croce, la croce che rimane per noi un mistero profondo, ma è anche il simbolo a cui guardiamo ed è anche il simbolo a cui noi ci attacchiamo nei momenti difficili, nei momenti di debolezza, perché il Signore con la sua croce ci ha redento e ci ha salvato. O beneita e nobile pianta, da oerica de infinito Re, da o esercitosa e più santa, casa autore su mundum salimba mia gloria di canta pro su brutta adorabile Massimo
justo tempor de passione, instrumentes a nostra redenzione. E ora, cari discepoli, andate e presentate alla donna dei dolori, alla madre di Gesù, il corpo e sangue del suo figlio. Andate, voi con la vostra pietà e il vostro amore, arrivate fino a lei e deponetelo con amore nelle sue braccia materne. E ora che siete giunti, fate la genuflessione e pregate. Fatelo riposare nel suo grembo virginale. E ora, cari discepoli, alzatevi e andate a deporre il Signore nel suo letto di morte, affinché sia affidato al sepolcro. Deponetelo unto e bendato, affinché tutti possiamo meditare sui nostri peccati, sulla fugacità della vita, sul significato delle cose. Deponetelo fra i fiori profumati. Sappiate piangere con chi è nel dolore. Discepoli del Signore, voi avete portato a termine il vostro compito, poiché in voi vi è stato il coraggio della pietà. E ora portiamo il corpo del Signore Gesù, il suo corpo morto per le nostre strade. Come l'angelo della morte non toccò le case degli israeliti, così il Signore con la morte in croce allontani da noi coloro che sono stati segnati dal male. E allora andiamo con Cristo, testimoniando la nostra fede, e portiamo il Signore fino alla chiesa di Santa Maria. Adesso ci disponiamo in processione per arrivare a Santa Maria.
facciamo? Magari è giù. Un attimo, c'è la Madonna ancora. Carlo, quanti siamo? Carlo, quanto segnale? Anche da portiere la Madonna, Carlo, Carlo, quanto segnale ha? Cosa? Falla vedere questa corona di spina. Poi la mettiamo. Ti sto coprendo. Scusi, passi da questa parte, signora. Perché lì sono